Quello della nascita di Venezia il 25 marzo 421, con la fondazione della chiesa di San Giacomo di Rialto, è senza alcuna ombra di dubbio un mito nato nel corso del Medioevo, che ha poi trovato terreno fertile nella cultura intellettuale umanistica e che ha finito per mettere radici profonde nell'immaginario veneziano, al punto da condizionare la vita di milioni di persone nel corso della storia. L'anno sopradetto, 421, il giorno 25 del mese di marzo, nel mezzogiorno del lunedì santo, racconta la cronaca Altinate, uno dei documenti fondamentali per la rincorsa a questo mito, a questa illustrissima ed eccelsa città cristiana e meravigliosa fu dato principio. Il 25 marzo è il giorno dell'Annunciazione, è il momento in cui la Vergine viene visitata dall'angelo e accetta di divenire madre di Dio. È un elemento simbolico fortissimo. Nello stesso momento nel quale la divinità si fa carne, Venezia, che è città celeste, diventa reale. Ma quel 25 marzo è anche un lunedì di Pasqua, incarnazione e resurrezione in una sola data. Ancora oggi non esiste una evidenza storica sull'origine della città, frutto della fuga dalle invasioni dei barbari, romana, bizantina, carolingia, e i primi fondatori? Paflagoni, secondo un altro mito, arrivati dalle sponde del Mar Nero. In attesa di una verità storica non vi è nulla di male nell'affidarsi al mito, in una città che ha alimentato per secoli la sua stessa narrazione. Secondo la leggenda, Venezia nel 2021 compie i suoi 1600 anni esatti. È bello che abbia un compleanno. Buon compleanno Venezia!